È stato anche brusco, specie per gli automobilisti. Da mezzanotte infatti la stangata sui pedaggi autostradali. In Veneto l'aumento più salato, oltre il 13%. Per chi gira diventa un bel problema perché ormai aumenta tutto, gasolio, autostrade. Noi che facciamo quel lavoro lì incide un po' su tutti i costi. Ma purtroppo non è che ci possiamo fare molto, vero? Automobilisti preoccupati ma anche rassegnati. Con il via libera del governo l'annunciato aumento delle tariffe autostradali è arrivato puntuale, anche se il caro pedaggio sarà inferiore rispetto a quanto ipotizzato nei mesi scorsi e quanto richiesto dai gestori. Con l'inizio del nuovo anno percorrere anche le autostrade venete costerà di più, con rincari fra i più alti in Italia, secondi solo a quelli previsti in Valle d'Aosta. L'impennata più evidente delle tariffe riguarda i tratti autostradali gestiti da CAV, concessioni autostradali venete, più 13,55% lungo il passante di Mestre e aumenti del 13,19% lungo la A4, subito seguiti dall'incremento del 12,63% previsto da Autovie Venete, concessionaria del tratto Venezia-Trieste della A4 e della A28 Conegliano-Portogruaro. Buone notizie invece per gli utenti del casello Mirano-Dolo, per i quali, almeno per ora, rimane gratuito il pedaggio fino a Venezia. Per il resto, da Padova a Mirano aumento della tariffa da 70 a 80 centesimi, mentre da Padova a Mestre si pagherà 3,20 € al posto di 2,90 €. Nessun rincaro invece per l'autostrada Brescia-Padova. All'ultimo momento il governo ha infatti negato gli aumenti richiesti, soddisfatti almeno per il momento gli automobilisti, meno la società concessionaria, che non esclude il ricorso contro la decisione dell'esecutivo.